Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network, focus sul tema del coronavirus. Secondo il conto del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sono 76 le persone contagiate in Italia dal nuovo coronavirus in 5 regioni, soprattutto Lombardia e Veneto. Sono 33 ricoverati in totale e 2 i decessi, una donna nel Lodigiano e il 78enne Adriano Trevisan a Vo Euganeo, provincia di Padova. Anche la donna deceduta in Lombardia era ultra settantenne e debilitata da una polmonite. In Veneto i casi di positività al coronavirus sono 16, a Vo Euganeo si contano 12 casi, tra cui la persona deceduta ieri, mentre a Mirano si contano 4 casi, di cui 3 sono operatori sanitari dell'ospedale. Secondo l'ordinanza emessa dal ministro Roberto Speranza, insieme al presidente del Veneto Luca Zaia, resta vietato l'accesso all'ospedale di Schiavonia, Padova, dove sono stati accertati i primi 2 casi di infezione nei pazienti ricoverati, di cui uno appunto il deceduto. Le università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato ieri il presidente Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i rettori dei vari atenei della regione. In serata poi è arrivata la conferma anche da parte dell'Ateneo veronese, che chiude quindi fino a fine mese, con l'ESU che aveva già annunciato la chiusura anche delle mense delle aule studio per la prossima settimana, ricordando il divieto di accesso a estranei negli studentati. E intanto all'ospedale di Schiavonia nel Padovano vige la quarantena. Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse all'interno dell'ospedale a causa dell'allarme per il contagio. Di questi 300 sono pazienti e 150 dipendenti della struttura. Per tutti è stato effettuato il tampone per accertare l'eventuale contagio e i controlli sono risultati negativi. Buone notizie giungono dall'ospedale Spallanzani di Roma, dove il paziente cinese positivo al coronavirus e ricoverato da alcune settimane sembra essersi negativizzato ed essere in salute. L'uomo, insieme alla moglie, era passato anche da Verona per una vacanza prima di essere ricoverato. E per ridurre i rischi di contagio è stato deciso lo stop a tutti gli eventi sportivi in Lombardia e in Veneto, dalla Serie A ai pulcini, dal calcio al basket alla pallavolo, rinviata anche la partita di Serie A Hellas Cagliari a data da destinarsi. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.